È uno stato di grave pericolosità, significa, per incendi anche nel nostro territorio, significa che i destinatari hanno una sorta di allerta che serve per cominciare a mettere in atto tutti i dispositivi che poi ci permetteranno, nel momento in cui la grave pericolosità dovesse diventare un'allerta vera e propria o addirittura un allarme o uno stato d'emergenza, per poi attivare tutte le procedure necessarie. Il bollettino è stato diramato poco prima di mezzogiorno e arriva nelle ore in cui anche il Veneto sta facendo i conti con l'anticiclone Lucifero. La direzione della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato quindi lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio della regione che si trovano nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza. Nel veneziano particolare attenzione a Pellestrina e le pinete come quella di Eraclea. Allerta ma non allarme come chiariscono i vigili del fuoco della centrale operativa del comando provinciale di Venezia. Accanto a noi, proprio nella sala adiacente, c'è una sala che chiamiamo sala emergenze, che è quella che apriamo nel momento in cui il numero di telefonate diventa eccessivo da gestire e quindi si rende necessario dividere i flussi tra emergenze, tra ricezione della telefonata e gestione delle squadre. La sala in questo momento è chiusa, emergenze non ne abbiamo. L'emergenza, quella vera, ora è fuori regione, in Calabria soprattutto, dove si trovano ben 41 vigili del fuoco partiti da tutti i distaccamenti del Veneto. La colonna mobile Veneto è stata indirizzata in Calabria, nelle province di Crotone inizialmente e successivamente un secondo contingente nelle province di Catanzaro e di Reggio. Il grosso del nostro contingente è dalle parti dell'Aspromonte. Ci dicono che stanno lavorando in coordinamento con altre colonne mobili che provengono dalla regione Toscana. Ferragosto di massimo impegno dunque per i pompieri veneti, pronti a intervenire in caso di necessità anche sulle arterie stradali della regione, a loro volta monitorate 24 ore su 24.